Allora, accusa di essere un sim venduto. Mamma mia, qua proprio si fanno accuse completamente strane, eh. Vediamo di entrare all'interno di questa nuova stanza. Bene, guardate. Allora, diamo un'occhiata. Tutti proprio con smoking e roba del genere. Allora, accusiamolo di essere un venduto senza averlo mai visto. Allora, sei un venduto, amico mio. Mi sa che non hai... Andiamo? Addirittura, proprio senza neanche guardarlo. Intanto, una bella ragazzona, eh? Vediamo di iniziare, come dire, a parlare. Addirittura sono scoppiati i cuoricini verso l'alto. Parliamo innanzitutto del freddo, per iniziare a conoscerci meglio. Allora, vediamo cosa succede. Addirittura, dov'è la nostra ragazza? Mi sa che è al piano superiore, eh? Vediamo un po' se è vero. Sì, sì, probabilmente sarà al nostro piano superiore. Intanto qua c'è Hitman, eccolo qua, guardate che figo. Come si chiama? Luciano Bella Chioma. Bella Chioma? Bella questa chioma, Luciano, eh? Proprio nomi fantastici. Allora, è appartenente al gruppo dei ribelli. Aduliamo la nostra cara amica e magari possiamo chiedere della sua specializzazione in città. Vediamo un po' qualche altra cosa, chiacchieriamo in maniera concreta e magari vediamo un po', chiediamo il segno zodiacale per iniziare quindi una, come dire, una conversazione un pochino più calda e magari chiediamo se è single in modo tale da avere la strada un pochino spianata. Bill è ora anticonformista nel gruppo sociale dei ribelli. Vediamo intanto cosa succede. Aggiungere una sostanza erboristica a un pasto. Questa me la devo leggere, vediamo un po' cosa succede. Allora, intanto il nostro caro amico vuole comprare un oggetto, barilotto di succo. Il tuo sim pensa che sia ora di abbellire la casa con qualcosa di nuovo. Intanto vediamo di analizzare la casa. Mi sembra che questa era una festa al barilotto. Ci deve essere qualcosa di interessante. Andiamo al piano superiore. Questa è la stanza di Indiana Jones, ragazzi. Date un'occhiata a tutti questi reperti archeologici. Vediamo un po' dove possiamo ritrovare il nostro barilotto di succo. Vediamo forse al piano superiore. Qua ci deve essere qualcosa di interessante. Era una festa proprio al barilotto del succo. L'ho letto proprio in maniera decisa. Vediamo da questa parte. No, niente. Mi sa che forse al piano inferiore, vicino alla cucina. Vediamo. Niente, forse ci hanno preso in giro, maledizione. Ci hanno forse convinto. Ci hanno fatto venire qui illudendoci che c'era qualcosa da bere. Invece proprio nulla. Vabbè, intanto abbiamo trovato una bella ragazzona. Intanto cos'è quest'altra cosa? I pasti irregolari tengono i sim attivi. Ma sai cosa potrebbe tenerli ancora più attivi, attivissimi, iperattivi? I supplementi erboristici alla nutrizione quotidiana. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Abbiamo qualcosa addosso. Mi sa che non abbiamo nulla. Ma adesso vediamo cosa possiamo fare. Innanzitutto vediamo di parlare con la nostra ragazzona perché, come dire, è attratta dal nostro amico. Allora, bene, vediamo un po'. Intanto ci sta, come dire, si stanno chiudendo le palpebre dei nostri occhi. Vediamo di concludere in fretta. Vediamo un po'. Complimentiamo la nostra amica per la personalità. Intanto è Scorpione. Bene. Oh, quella sta correndo senza vestiti. Date un'occhiata. Eccola. Mamma mia. Qua c'è l'ultimo dei moicani che ci segue come al solito. Eccolo qua. Allora, non ha nessun partner e questa è sicuramente un'ottima opportunità, però dobbiamo stare attenti perché qui intorno c'è la nostra ragazza e potrebbe essere un problema, dannazione. Allora, questa sicuramente sarà la sua casa, comunque è disponibile al flirt la nostra cara amica. Intanto continuiamo a complimentarla per la nostra personalità, in modo tale da essere, come dire, un po' sempre occultati nell'ombra e adesso vediamo di rendere, come dire, di farci un po' più amici. Allora, chiediamo dell'alba mater, anche se non so cosa significhi, diamo un'occhiata, allenare il sim, farla diventare uno Schwarzenegger, no, non credo. Lodiamola in maniera sempre decisa, vediamo un po' cosa possiamo fare, chiacchieriamo e magari possiamo fare qualcosa di divertente, come sfidiamo a mangia cannella. Questa potrebbe essere bella. Intanto Debbie ha una laurea in economia, quindi già si è laureata e sicuramente sta effettuando un secondo corso per laurearsi in qualche altra cosa, quindi completamente l'opposto di quello che è il nostro caro Bill, quest'oggi vestito tipo 007. Intanto suona il telefono, sarà M dell'agenzia appunto del Regno Unito che ci vuole chiamare per una missione, però meglio lasciarla perdere. Intanto ragazzi, cosa sta combinando il nostro caro Russell? Vediamo dall'altra parte. Allora, vediamo un po'. Mi sa che ho ottenuto qualche credito extra e come ovviamente deve essere giusto, è a disagio nella società, una sorta di persona isolata completamente dal mondo e quindi vive, come dire, solo. Allora, intanto sfida a mangiare cannella. È stata lanciata una sfida, trova della cannella e mangiala cruda, è come un fuoco in bocca, quindi addirittura guadagneremo influenza sui ribelli. Bene, intanto il nostro caro Russell vai a farti un bel sonnellino, amico, mentre il nostro caro Bill fa le ore piccole, vai a dormire immediatamente, vediamo cosa succede, voglio vedermela questa sfida della come dire, della cannella, vediamo cosa succede. Allora, intanto vediamo di continuare a parlare con la nostra nuova amica, chiediamo della sua giornata, vediamo intanto cosa succede. Allora, vediamo di effettuare questa bella sfida. Allora, una bella sfida magari,
vediamo se possiamo trovarla. Da questa parte sfida a mangiare cannella, vediamo se possiamo effettuarla. La cannella dove la possiamo trovare? Vediamo da questa parte cosa c'è. Intanto un po' di musica classica, vediamo se possiamo trovare cannella qui dentro. Maledizione, dobbiamo andare proprio a comprarla. Mi sa che questa è una sfida un po' complicata, quindi vediamo se possiamo sfidarla a qualcos'altro. Vediamo un po' da questa parte. Fruga nei rifiuti, mostra un filmato scurrile, bacia qualcuno, insulta che la mamma di qualcuno sia un lama, fai una bevuta a testa in giù. Non ci sono barilotti di succo in questo lotto, vediamo se possiamo acquistare qualche bel barilotto. Allora, mi sa che deve essere nella zona, come dire, per esterni, attività per l'esterno. Vediamo un po' un bel barilotto di whisky da queste parti. Eccolo qua, barilotto di succo glu glu glu, perfetto. Allora, magari adesso organizzeremo una festa a casa nostra. Questa festa è stata importante per capire appunto che esiste questa sorta di oggetto molto particolare. Lo mettiamo adesso al piano inferiore in modo tale che tutti possono berci dentro. Vediamo un po' se possiamo metterlo in un posto ideale, proprio qui all'ingresso. Vediamo un po'. Ok, $385 ben spesi. Addirittura corte del ferro di cavallo. Questa potrebbe essere addirittura un'ottima opportunità da svolgere in gruppo. Vediamo un po' di cosa si tratta, diamo un'occhiata. Allora, prima di internet esisteva il lancio di oggetti contro altri oggetti e quello dei ferri di cavallo è il migliore esempio di tale sport. Perfetto, un'attività di gruppo al prezzo di $295. Vediamo di spendere il tutto nella maniera. Bene, dopo aver fatto qualche acquisto, come dire, la nostra festa è appena adesso finita. Il nostro caro Bill, come dire, si è messo gli abiti invernali e sta per uscire, come dire, allo scoperto. Non è stata una festa, come dire, grandiosa, però abbiamo conosciuto una persona fantastica. Debbie Richards è la nostra, come dire, una delle nostre migliori amiche, quindi magari più avanti potremo chiedergli un appuntamento, però abbiamo comprato degli oggetti molto divertenti che saranno fondamentali, come dire, nella nostra prossima festa. Allora, non sapevo che si potessero creare delle feste così fenomenali. Intanto il nostro caro Russell continua a dormire nel suo caro letto. Allora, giocare al lancio di ferri di cavallo con un sim potrebbe essere un'ottima opportunità, quindi vediamo di selezionarlo. Allora, intanto vediamo di svuotare nuovamente il nostro pungiglione al piano di sotto. Perfetto, ci facciamo adesso un bel hamburger, benissimo, anzi come al solito il nostro burrito a colazione, bene. E magari dopo aver terminato il tutto vedremo di dedicarci alla nostra lezione. Il nostro caro Bill ormai si sta dedicando al divertimento sfrenato. Intanto ha vissuto, come dire, una festa meravigliosa dopo aver completato un'ottima amicizia, come potete ben vedere, eccola qui. Però come dire, siamo molto ma molto stanchi, stiamo per considerare la terra come una sorta di giaciglio per dormire, quindi andiamo immediatamente all'interno del nostro letto e come potete vedere siamo riusciti addirittura a scoprire una nuova protesta, come per esempio lo sciopero della fame. Tutti hanno una causa da difendere, ma non c'è dubbio che quella del tuo sim sia la più importante, quindi magari più avanti vedremo di realizzare anche come dire, una protesta del genere. Intanto il nostro igloo, come al solito, sempre pronto. Peccato che non ci siamo andati a dormire dentro. Organizzare una festa con un barilotto di succo. Bene, allora è giovedì, sicuramente il nostro caro Russell dovrà andare a lezione, quindi mi sa che organizzeremo adesso una bella festa. Intanto sfida nozionistica la possiamo eliminare. Adesso andiamo immediatamente al piano di sotto a berci il nostro caldo brodino, in modo tale da rendere il nostro esofago come al solito bello caldo. Anzi no, intanto abbiamo selezionato il nostro burrito. Bene, allora nei prossimi giorni, intanto qui c'è il nostro barilotto. Ho acquistato anche questa sorta di, come dire, di mangiatoia, come dire, per asini, però potete vedere che ci sono delle mele all'interno. Come dire, una gara di pesca di mele è una sorta di attività che si svolge nel periodo primaverile, nel periodo estivo, e quindi potrebbe essere anche un'ottima attività da svolgere in compagnia dei nostri cari amici. Allora, vediamo intanto cosa succede. Leggere in totale 8 libri, mamma mia, il nostro caro amico è un lettore molto, come dire, interessante, quindi potrebbe essere addirittura un'ottima attività da svolgere più avanti. Tanto qui c'è una nostra ragazzona che continua ad ubriacarsi, mamma mia, una bella bottigliona di birra, continua a divertirsi. Vediamo intanto quello che si può fare. Riempi il barilotto con $5, fai una bevuta a testa in giù, versa del succo. Adesso vedremo di fare il tutto nella maniera migliore. Allora, il nostro caro Bill si è completamente svegliato, intanto un giorno all'esame finale, ragazzi, grande giorno. Intanto vediamo di prendere il nostro yogurt no, quale yogurt? Un bel brodino bello caldo di prima mattina, perfetto. E in seguito vedremo anche di fare di svuotare il nostro caro pungiglione al piano di sopra. Ok, sono le 6 del mattino, quindi io direi, ragazzi, di farci un bel sonnellino e magari organizzare una bella festa, come dire, a tema appunto di birra pong. Allora, vediamo un po' dove possiamo trovarla. Vediamo un po', chiama tutti a casa, organizza una festa. Bene, il nostro caro Russell è finalmente riuscito ad alzarsi, sta per divorare il suo cibo messicano. Benissimo, allora a breve inizierà la nostra avventura universitaria. Manca, ragazzi, un giorno prima della fine della nostra avventura universitaria, quindi
come dire, nei prossimi giorni ci sarà una grande rivoluzione, soprattutto a Sunset Valley, perché probabilmente vedremo di inviare il nostro curriculum direttamente alla nostra, come dire, a una sorta di industria, una fabbrica per assumerci. Intanto, come dire, siamo riusciti a ottenere qualche altro credito in più e quindi vedremo adesso più avanti di trovare, anzi, intanto prendiamo la posta, può essere che l'agenzia energetica ci sta per togliere la luce, addirittura stanno per eliminarci l'acqua. Intanto controlliamo la bacheca dei lavori di gruppo sociale, sfide, molto importante scoprire le sfide perché ci possono aiutare immediatamente a scoprire dei crediti. Intanto chi c'è? Chi è questo, ragazzi? Mamma mia, date un'occhiata, completamente bruciacchiato e ustionato forse da qualche fulmine. Allora, vediamo un po' cosa succede. Intanto un po' di puzza, lo so, Russell, mi sa che è un po' su di giri il nostro caro amico. Allora, chi è che ci scrive? Un regalo, è Natale, infatti qualcosa. Bill ha ricevuto, come dire, una lettera da Ashley Corono. Dice: non ce la faccio più, ogni volta che ti vedo riesco solo a pensare alle nostre labbra avvinte in un bacio appassionato. Non sa che appunto la stiamo per lasciare alla nostra amica per incontrare appunto la nostra nuova ragazzona della festa. Comunque, allora, gioca un turno a birra pong. No, non mi interessa, l'abilità sui ribelli non ci interessa, quindi vediamo di trovare, come dire, un'altra sfida magari più interessante. Vediamo di fare altri 2 tentativi. Allora, cerchiamo influenza sui ribelli, trova e mangia un magnapetalo senza soffrire di nausea erboristica. Mamma mia, proprio cose completamente assurde. Vediamo un po', attenzione, aromatizza un falò, ancora influenza sui ribelli. Mi sa che proprio non fanno per noi queste cose. Entriamocene dentro, però, che ci stiamo congelando il sedere. Allora, visto che ci ritroviamo a un passo dall'esame, l'eredità Comble Petron, un racconto, mamma mia, dei libri che legge il nostro caro amico, proprio una cosa fenomenale. Ah, dimenticavo, i bigliettini appunto per l'esame. No, non dobbiamo dormire, maledizione, c'è l'esame tra poco, quindi vediamo al computer. Andiamo immediatamente al computer prima di organizzare la festa, perché l'università prima di tutto, ragazzi. Allora, vediamo un po' i bigliettini. Ok, un bel bigliettino di appunti per l'esame, anzi scriviamone più di uno, perfetto, perché speriamo, ragazzi, questa volta di farcela. Allora, io tenterei alla prima sessione di esame di pregare il nostro Wade Anthony, il nostro professore, di farci, di regalarci ovviamente il voto, e magari alla prossima sessione vedremo di ottenere quindi vantaggio con il nostro bigliettino di appunti. Mi raccomando, Bill, occhi pronti, riflessi attenti e cerca di essere competitivo al massimo. Allora, abbiamo fatto un bel riposino, scriviamo i nostri bigliettini per gli appunti e organizziamo la nostra bella festa. Ok. Intanto qui c'è Magua dell'ultimo dei Moicani, come al solito. Mi sa che è ingrassato un pochettino, si sarà divorato qualche antilope, qualcosa del genere, quindi è ingrassato un pochettino il nostro amico. Allora, Russell, ancora che studia normalmente, come va il nostro impegno? Studiamo ancora qualche ora, dai, perché almeno riusciamo a essere competitivi al massimo nel nostro esame. Studiamo proprio in maniera concreta, questa volta proprio uno studio molto fino. Perfetto, studiamo sodo. Allora, il nostro bigliettino lo stiamo scrivendo, avanti, vediamo come sta andando. Perfetto, sembra una sorta di lettera comunque. Bene, il nostro graffito sempre fuori, vediamo un po', dov'è il graffito, maledizione, il nostro graffito, vediamo se possiamo vederlo, eccolo, maledizione, vediamo se possiamo prenderlo, dai, proprio non riesco a vederlo, vediamo, ok, eccolo qua, ci dà soprattutto forza, integrità e soprattutto dovere morale, quindi vediamo di guardarlo come al solito quando effettuiamo queste azioni, come dire, un po' da ribelle. Bene, allora, vediamo un po', un giorno prima della primavera, perfetto, ci sono addirittura 5 gradi, la temperatura sta cominciando ad aumentare. Ok, allora, Russell continua a studiare, intanto dopo ci faremo una bella, come dire, andremo a svuotare il nostro pungiglione, perfetto, accendiamo il camino anche nella stanza della nostra cara amica in modo tale da riscaldare anche l'ambiente, e magari più avanti vedremo, come dire, di ripulire questo dannato piatto, perché lo vedo da 30 giorni su questo tavolo, ci saranno i vermi e il tutto. Ok, addirittura anche la lavastoviglie è distrutta, molto bene, proprio perfetto. Ok, adesso la nostra lezione quando incomincia? Tra 5 ore. Bene, abbiamo tutto per effettuare, abbiamo il tempo necessario per effettuare tutte le nostre azioni. Ok, abbiamo scritto il nostro bigliettino per appunti. Bill ha un asso piglia tutto nella manica, vediamo di giocare immediatamente adesso a carte, ovvero un bigliettino degli appunti. Gli esami non sono più un problema, benissimo, purché il suo imbroglio non venga scoperto. Organizziamo intanto la nostra bella festa. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Avanti, eccola qui pronta la nostra festa per l'indomani. Avanti, vediamo un po'. Allora, festa in casa, vediamo un po', vedete un po'. Con la nuova espansione appunto Season e anche University sono disponibili tantissime feste, come per esempio festa in banchetto, in costume, regali, barilotto di succo e falò. Bene, per il barilotto di succo vedremo di vestirci in maniera casual per ovviamente non essere troppo formali, e la festa inizierà alle 2 di pomeriggio. Benissimo, invitiamo un po' di gente. Allora, vediamo quello che possiamo ritrovare da queste parti. Sicuramente qualche nostra cara amica, il nostro caro professore. Adesso invitiamo il nostro professore, lo facciamo ubriacare, così l'indomani
sicuramente sarà competitivo e sicuramente ci darà immediatamente il voto per l'esame. Grab Miller, tutti i nostri cari amici, perfetto, vediamo se possiamo anche invitare la nostra, come dire, ragazza... come dire, la nostra nuova pretendente che abbiamo conosciuto alla vecchia festa, vediamo un po' da questa parte se possiamo ritrovarla, la nostra fidanzata Ashley Corono, sì, io direi, anzi, vediamo, sì, io direi di invitarla, altrimenti poi se lo viene a sapere il nostro caro Bill lo ritroviamo completamente dall'altra parte, come dire, della terra, completamente seppellito. Ok, la festa può andare abbastanza bene con 6 persone, perfetto, barilotto di succo, la festa inizierà alle 14, benissimo. Allora, vediamo un po' quando si organizzano le feste, ovviamente c'è una sorta di livello di gradimento e abbiamo, come dire, l'opportunità di organizzare una bella festa. Riempiamo il barilotto, aggiornamento riempimento automatico, no, ovviamente riempirlo a mano è una delle opportunità migliori. Allora, vediamo un po', intanto cosa possiamo fare, vediamo un po' di farci, come dire, un bel brodo in scatola, benissimo. Il nostro caro Bill cosa combina? Perfetto, mi sa che si dovrà dirigere a lezione al più presto, intanto vediamo un po', stancano vista dello studio, benissimo, siamo completamente affilati come un rasoio, è l'una, quindi stanno per arrivare i nostri invitati, molto bene. Ok, allora vediamo un po', è arrivato il primo ospite, è ora di iniziare la festa. Un po' di musica ragazzi immediatamente, vediamo se possiamo trovarla. Anzi, io direi di mettere un bello stereo, visto che adesso siamo completamente ricconi. Un bello stereo al piano di sotto, vediamo un po' se possiamo ritrovarlo. Allora, gli sterei, eccoli qui, perfetto. Non siamo troppo, come dire, spendaccioni. Vediamo di mettere qualcosa un pochino di tranquillo. Vediamo di metterlo, vediamo un po' questo, $400, 550, $215. Questo potrebbe essere adeguato, benissimo. Allora, vediamo di mettere un po' di musica magari rock and roll. Accendiamolo, vediamo un po'. No, questa proprio non fa per noi. Vediamo di trovare un bel po' di musica pop. Aumentiamo il nostro volume, perfetto. Ok, adesso può andare meglio. Allora, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa di divertente alla nostra birra pong. Allora, aiuta la bevuta a testa in giù. Allora, vediamo cosa succede. Dov'è il nostro caro Bill? Eccolo, andiamo, amico mio, sta iniziando a bere. Andiamo a tutta forza. Maledizione, cosa sta accadendo da questa parte? Stanno distruggendo l'intera sala. Dai che sono arrivati gli ospiti. Allora, fai una bevuta a testa in giù con la nostra Ashley Corono. Anzi, il nostro professore. Dov'è il nostro professore? Anzi, Ashley Corono, dov'è? Allora, vediamo se lo possiamo ritrovare da queste parti. Eccolo qua, Wade Anthony, avanti, il nostro professore. Vediamo di convincerlo a regalarci il nostro esame. Intanto Russell, vai a lezione, questa non è una festa per te amico mio, mi sa che tra 2 ore hai la tua lezione, quindi mi sa che questa non è una festa per te. Vai. Mi sa che è iniziata la festa ragazzi, date un'occhiata, è iniziata come dire la nostra avventura all'interno del barilotto da succo, sono arrivati i primi ospiti, sta come dire iniziando la nostra avventura. Mi sa che qualcuno è andato a lezione, come dire, forse qualcuno aveva qualche piccolo impegno come il nostro Russell, e vediamo adesso di iniziare una bella gara di bevute. Allora facciamo una bella bevuta in testa in giù con Miley Grab, vediamo se possiamo effettuarla. Andiamo a tutta forza, olè, andiamo. Ok, perfetto, proprio una bella festa a birra succo. Vediamo di riempire il nostro stomaco come se fosse, come dire, un barilotto. Benissimo, proprio ci stiamo divertendo al massimo e questo è importante. Allora, vediamo un po', la nostra Ashley Corono sicuramente sarà al piano superiore. Benissimo, ordinare una pizza potrebbe essere un'ottima opportunità per gli ospiti. Intanto effetto del succo, alcuni sorsi di succo fanno sentire audaci e Billy, i comportamenti a rischio non sembrano tanto a rischio e le cattive decisioni sembrano migliori. Proprio siamo completamente ubriachi, benissimo, intanto vediamo di ballare con la nostra cara amica, balliamo insieme. Mi sa che se ne sono andati tutti, dannazione, come probabilmente ci sarà stata, come dire, una sorta di richiamo immediato alla nostra all'associazione dei studenti Conris. Intanto abbiamo un bel po' di musica qui intorno, perfetto. Intanto il nostro caro Russell dove si ritrova? Probabilmente dall'altro lato della nostra strada, perfetto, sta direttamente andando alla sua lezione, perfetto, quest'oggi è giovedì, quindi c'è ovviamente la sua lezione interattiva dall'altra parte. Ok, come dire, il nostro caro Russell, il nostro caro Bill ormai ha lasciato, come dire, completamente l'obbligo universitario, come dire, le lezioni ormai non vengono seguite più, quindi speriamo che i nostri bigliettini di auguri, i nostri bigliettini di appunti possono essere, come dire, indicati per la prossima sessione di esame. Comunque la festa stava andando abbastanza bene, mi sa che gli ospiti sono scappati, come dire, fuori, visto che ovviamente è l'ultimo giorno prima degli esami. Intanto noi ci siamo divertiti, ci siamo fatti una bella scolata di vino qui dentro, intanto come al solito con un bel po' di musica ci stiamo divertendo al massimo, perché essere sani prima dell'esame è sicuramente importante. Quindi vediamo di continuare nella maniera migliore. Nei prossimi gameplay ragazzi vedremo di iniziare soprattutto il nostro sciopero della fame, ovviamente la nostra nuova protesta, magari con il nuovo periodo estivo vedremo di organizzare una bella giocata all'interno dei ferri di cavallo, o magari, come dire, una bella raccolta di mele all'interno della nostra nuova attività di gruppo. E sicuramente nel momento in cui arriverà la primavera vedremo di organizzare un bel falò, visto che in questo periodo estivo è soprattutto comune organizzare una cosa del genere. Allora, quindi nei prossimi gameplay vedremo un po' di affrontare l'ultimo periodo
all'interno della nostra università, ovviamente all'interno del oh mio Dio, ok, all'interno della nostra nuova università, quindi vedremo di svolgere qualche esame in modo tale da essere competitivi anche fino alla fine. Intanto il nostro caro Russell sicuramente non avrà problemi perché come al solito ha studiato per tutta la sessione, potete vedere che è l'unico che continua a studiare alle 5 del pomeriggio con 3 metri di neve all'interno dell'ufficio di associazione Connors. Quindi ragazzi, fatemi sapere quello che ne pensate di questo gameplay, quindi ci becchiamo all'interno dei prossimi gameplay con nuove avventure per quanto riguarda ovviamente la nostra cara famiglia, il nostro caro Bill Jacobi, il nostro caro Russell Lance. Purtroppo la nostra festa non è andata molto bene ragazzi, perché come dire i nostri invitati sono come dire scappati via proprio per questi dannati esami prima del nostro giorno finale, e quindi magari cercheremo di organizzare una nuova festa, un nuovo tema magari all'interno di una nuova opportunità, magari sabato o domenica, quando nessuno ovviamente ha qualcosa da fare. Ci becchiamo ragazzi all'interno del prossimo gameplay, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ciao a tutti ragazzi!